disposto il diritto per carta, per cui oggi siamo in moglie e questo è l'atto che lo santifica, diciamo, che lo stabilisce. Allora, l'anno 2010 al D13 del mese di giugno, alle 11 precise, presso Casa Comunale in una sala aperta al pubblico, avanti a me Camilli Piero, sindaco, ufficiale del Stato civile del Comune di Grotte di Castro, vestiti in forma ufficiale sono personalmente comparsi Mojan Viktor, nata a Sofia, Ucraina, il 4 aprile 1971, e Yerulova Antonina, nata a Tashkent, Uzbekistan, il 7 giugno 1975. Residente marino, diciamo, a Grotte di Castro, e la signora attualmente a Proceno, i quali mi hanno richiesto di unirli in matrimonio e a questo effetto mi hanno presentato documenti sottoscritti che, muniti del mio visto, inseriscono il volume degli allegati a questo registro, insieme con quelli già prodotti all'atto della richiesta della pubblicazione. Dall'esame di tutti gli anzidetti documenti, risultandomi nullo stare alla celebrazione del matrimonio, ho letto a disposi gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile. Quindi ho domandato allo sposo se intende di prendere in moglie la qui presente Yerulova Antonina e a questa si intende di prendere in moglie il qui presente Mojan Viktor. Ed avendomi ciascuno risposto affermativamente, a piena intelligenza, anche dei testimoni sottoindicati, ho dichiarato che i medesimi sono uniti in matrimonio. A quest'atto sono stati presenti quai testimoni il signor Ricci Alvaro, nato a San Casciano dei Bagni il 19 febbraio 1956, e Lyovka Irina, nata a Tashkent, Uzbekistan, il 26 agosto 1975, residente in Solano. I documenti presentati sono certificati della pubblicazione eseguita in Grotte di Castro dal 28 maggio 2010 al 5 giugno 2010 e in Proceno dal 3 giugno 2010 all'11 giugno 2010 senza opposizioni. Allora, il presente atto viene letto agli intervenuti, siete voi, i quali tutti insieme a me lo sottoscrivono. Siete del moglie, infatti affari vostri. Allora, io devo rimanere qui, no? Vale, allora, sì, lo allora, qui, primo. Le signore qui. Poi, testimone per lei, che chi è? Irina, lei qui. E lei, no, beh, tuo marito che lo so. E lui firma qui. Sotto nel sì, a posto. Per l'altra cosa, Sì, anche poi ancora. Dunque, dov'è lo stesso? Tu firma qui. Lei firma qui. Irina firma qui. E lei qui. secondo rigo, sì. Questo è un piccolo pensiero per l'amministrazione, un ricordo per la giornata di oggi. Tanti auguri veramente auguri. Arrivederci. Torno a pranzo adesso? Sì. Dove andate? Fornacella? Alla Fornacella? Ah, ma la Pozzera abitate voi? No, Capendente. Ah, Capendente? Beh, buon pranzo. Arrivederci. Arrivederci.